Vittorio Veneto riapre il transito dei treni e in questa occasione è stata organizzata una mostra proprio nei locali degli Alpini, nei locali adiacenti alla stazione ferroviaria di Vittorio Veneto, che vuole ripercorrere un po' la storia della tratta ferroviaria che passa anche per Vittorio Veneto. Allora raccontiamo qualche curiosità di questa tratta ferroviaria. Sì, per la riapertura della ferrovia dopo i lavori di elettrificazione e il ritorno del treno, diesel ancora per qualche mese, ci è piaciuto salutare questo evento con questa mostra piccola ma apprezzata dalla popolazione, che brevemente ripercorre una storia plurisecolare della nostra ferrovia, dai primi progetti della metà dell'Ottocento alle incertezze delle due guerre mondiali che hanno colpito anche la nostra città, alla difficile e travagliata storia della prosecuzione della ferrovia oltre Vittorio Veneto verso le montagne e le Dolomiti, la difficile storia anche degli anni '80 che ha visto la nostra linea a un passo dalla chiusura, a questa nuova pagina di storia che si aprirà a breve con il servizio dei treni elettrici che appunto percorreranno la nostra linea dall'anno prossimo, quando i lavori giungeranno al termine. Ecco, una vera e propria storia, un'evoluzione anche tecnologica, se pensiamo magari ai treni a vapore e poi arriviamo all'elettrificazione della linea. Sì, ieri sera in una conferenza che abbiamo voluto intitolare Dal tram ai cavalli ai treni elettrici abbiamo ripercorso un po' questa storia. Il tram a cavalli non c'è mai stato a Vittorio Veneto, però era una delle possibilità che erano sui tavoli di metà Ottocento. I treni elettrici saranno il futuro. Poi fra questi due estremi c'è tutta una storia di locomotive a vapore della società veneta, la Nottola come veniva affettuosamente e scherzosamente soprannominata dai vittoriesi, queste piccole locomotive a vapore commoventi per la loro ingenuità, che sono arrivate fino agli anni 30, ai treni delle ferrovie dello Stato dalla fine degli anni 30 a oggi, e nella evoluzione dei vari modelli che hanno avuto appunto i nostri treni, alla prospettiva di avere i treni elettrici. Ecco, entriamo un po' nel dettaglio. I vittoriesi hanno visto in questi mesi tanti lavori di diversa tipologia proprio sulla rete ferroviaria. Che tipo di lavori sono stati effettuati? Per permettere l'installazione dei fili sopra i binari, i lavori che sono stati fatti sono stati diversi e molteplici. Li abbiamo seguiti settimana dopo settimana, commentando un cantiere lungo 40 km, perché in certe gallerie, per riuscire a trovare lo spazio per i fili, si è dovuti intervenire abbassando le rotaie, togliendo quindi il binario, consolidando le fondamenta delle gallerie, creando una nuova superficie stabile dove posizionare il pietrisco e il binario. Altri interventi hanno riguardato la sostituzione di circa 10 km di rotaie. I vittoriesi ricorderanno anche un po' i disagi e i passaggi di livello per la chiusura degli stessi durante i lavori lo scorso inverno. Altri lavori ancora, il consolidamento delle gallerie, giunte ormai a un'età rispettabile di 100 anni, in Valla Pisina, sono state consolidate, è stata fatta un'importante opera di manutenzione, e altri interventi ancora riguarderanno la sicurezza delle gallerie principali, quella di Fadalto e di Santa Croce, che sono lunghe rispettivamente 2,1 km e 1,4 km, che verranno dotate di sistemi di sicurezza e di accesso per eventuali mezzi di soccorso come percorsi, vie di accesso sicure, percorsi all'interno della galleria e sistemi di illuminazione di emergenza. Ecco, quindi quando più o meno ci sarà il primo passaggio del primo treno elettrico in questa tratta? Speriamo, incrociando le dita, perché il Covid già ha portato un piccolo allungamento dei tempi, però speriamo che per l'estate, fine della primavera, estate dell'anno prossimo, di vedere i primi treni elettrici anche su questa linea.